Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Nuova puntata di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Si sono conclusi buona parte dei campionati, il campionato di Serie D con l'ultima giornata e anche i playoff del campionato di eccellenza e di promozione. Ospite della puntata odierna il mister Alfio Torrisi del Trapani. Ben trovato Alfio. Grazie Ettore, buonasera a tutti, è sempre un piacere venirti a trovare e grazie dell'invito. Si è ancora in trance agonistica, la partita di domenica è stata straordinaria anche dal punto di vista emozionale per te probabilmente, no? Sì, sicuramente una partita particolare, affrontare il Catania non è una cosa che capita tutti i giorni e quindi c'era tanta emozione sia per questo e tanta tensione anche per la posta in palio che c'era, soprattutto per noi che dovevamo difendere questo terzo posto per entrare nei playoff, quindi diciamo una giornata particolare però che ha avuto un lieto fine. Un terzo posto che vi permette a questo punto di giocarvi veramente in una posizione importante la griglia dei playoff, una bella soddisfazione anche tua personale probabilmente. Sì, mia personale sicuramente sì, perché al secondo anno di D migliorare il sesto posto del primo anno, cioè dello scorso col Padronale, arrivare terzo secondo me è un buon percorso. È un buono step. Sicuramente la partita era una partita che comunque dava indicazioni importanti in chiave playoff, noi avevamo solo risultato paradossalmente perché c'era il rischio anche con il pareggio di essere fuori, di non entrare, quindi diciamo che abbiamo considerato un terzo posto che comunque i ragazzi hanno meritato, poiché dal mio rientro a gennaio abbiamo preso il Trapani all'ottavo posto e quindi hanno scalato posizioni di classifiche importanti fino ad arrivare a questo terzo posto che sta veramente di impresa. Poi se è consacrato anche dopo una vittoria col Catania è ancora più bello. È ancora più bello. Tra l'altro anche con l'arrivo di questo nuovo presidente che probabilmente ha dato ancora più energia ad un ambiente che stava pian pianino acquisendo la tua mentalità. Sicuramente il Presidente in questa settimana ha dimostrato di avere dei poteri immensi sotto questo punto di vista, è un grande motivatore, una persona che quando parla e si fa ascoltare incanta, ha un modo di trasferire energia positiva non comune, è un grosso imprenditore e quindi quando riesce a dare quell'adrenalina che tutti poi in effetti abbiamo di bisogno prima di svolgere le attività sia in settimana che la domenica, è un grande punto di forza. Saranno playoff certamente molto interessanti perché giocherete in casa contro l'FC Lamezia Terme. Che partita potrebbe diventare questa, certamente impegnativa contro la squadra calabra? Una partita complicata, affrontiamo secondo me la squadra più forte della griglia playoff, la squadra più forte a livello proprio singolo, perché ha dei giocatori importanti e sai, magari dopo un campionato che non ha fatto benissimo, anche se ha finito bene in crescendo, queste qua sono le partite dove poi il valore dei singoli, l'esperienza dei singoli fa la differenza. Il Lamezia sotto questo punto di vista è ben preparata, ha tanta gente importante che questi campionati li ha vinti e quindi il coefficiente di difficoltà è altissimo, però noi dobbiamo farci trovare pronti per cercare di fare la nostra bella figura e cercare di dare un'altra soddisfazione al popolo trapanese. Può incidere il fatto di avere 2 risultati su 3 oppure preparerai la partita con un senso deciso? Intanto vincere è la cosa più importante. No, non deve incidere assolutamente, non deve essere il nostro pensiero, noi dobbiamo giocare per i 90 minuti, dobbiamo provare in tutti i modi a fare la gara per cercare di vincerla con lo stesso atteggiamento che avrà il Lamezia, che avrà solo un risultato. Poi alla fine se non puoi vincere e non riesci a perderla, in questo caso sarai premiato, ma deve essere solo una situazione che si viene a creare in automatico solo ed esclusivamente perché non siamo stati capaci di vincerla. Mai e poi mai pensare di giocare col doppio risultato, perché nel nostro piano gara non deve esserci questo assolutamente, se no rischiamo di farci male. Giusto. L'altra partita dei playoff è anche molto interessante, l'Ocri contro il Licata che nel recupero di lunedì batte il San Luca in casa proprio della squadra calabrese. Anche quella sarà una partita interessante, quasi da tripla direi. Sì, con la classifica Ulsa oggi il Licata è dentro, a discapito della San Cataldese e del Sant'Agata. Il calcio poi riserva anche queste sorprese, no? Il Sant'Agata va fuori quando fino alla settimana scorsa è stata terza in classifica per tutto il campionato.
è stato dentro dalla prima giornata alla seconda giornata. E poi alla fine vedi gli scontri diretti, la classifica ULSA Questo vuol dire che non bisogna mai mollare probabilmente, anche questa è stata la vostra mentalità vincente. Non bisogna mai mollare, questo deve dare merito anche al Licata del mister Romano, che alla fine ha coronato un sogno inaspettato, perché il Licata non aveva in programma di fare playoff a inizio stagione, quindi merito anche a loro che sono riusciti a raggiungere un grande obiettivo. Sarebbe sicuramente una cosa bellissima vedere una finale playoff tutta siciliana. No, questo sarebbe veramente qualcosa di spettacolare, bello, che possa restare negli annali, perché ho già visto una siciliana andare in Serie C e quindi Lega Pro, e quindi potrebbe essere ancora più bello completare una finale playoff siciliana, però c'è il campo a dirlo, abbiamo due calabresi agguerrite che cercheranno di farci la non molleranno facilmente. Dobbiamo farci trovare pronti. Beh, vedremo come andrà a finire, per intanto ci guardiamo subito i risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie D. Si è giocata la 17ª giornata, eccolo qua il tabellino dei risultati. Santa Maria Cilento batte Mariglianese 2-1, Canicattì Castrovillari 1-1, Città di Aciriale, Città di Sant'Agata 1-1, FC Lamezia Terme batte Cittanova 4-1, FC Trapani batte Catania 1-0, Ragusa batte Vibonese Calcio 3-0, Real Aversa batte Locri 1909 2-1, Licata Calcio batte San Luca 2-1 ed infine San Cataldese batte Paternò 1-0. Non è un Catania che conclude la sua stagione con il record di punti, ma rimane comunque un grandissimo campionato. Eccola qua la classifica, il Catania con 88 punti, 57 punti per il Locri 1909, 54 punti per FC Trapani ed FC Lamezia Terme, con 52 il Licata Calcio, Città di Sant'Agata e San Cataldese. Ritorniamo a parlare proprio della partita di domenica, nel frattempo sono già partite le immagini di questa straordinaria giornata anche di sport, perché mancava soltanto il tifoso catanese, ma è piaciuto però moltissimo anche l'atteggiamento dei tifosi trapanesi, che erano anche un po' dispiaciuti proprio per la mancanza del tifo di Catania. Sì, esattamente. Esiste un gemellaggio tra le due tifoserie, non è stata una giornata di festa a pieno regime, poiché non c'era il pubblico catanese. Questo è un dettaglio purtroppo che è inciso nella domenica, perché praticamente loro hanno questo gemellaggio in corso da tanti anni e hanno rispetto totale tra di loro. È vero. Però alla fine il pubblico di Trapani era risposto alla grande, 4.500 paganti, erano numeri che in Serie D non si erano mai visti. C'è stato un ambiente veramente particolare, magico al provinciale, la tribuna A che ci incitava con cori, con continui applausi. Ieri si è creato veramente un bell'ambiente e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto ieri di fronte ai nostri tifosi. Una partita certamente difficile, soprattutto nel secondo tempo, ma nel primo tempo avete dimostrato con intensità che il gol, insomma, è arrivato meritatamente. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo avuto più di un'occasione. Oltre a quella del gol mi ricordo un tiro di Carboni che ha sfiorato il palo, un'altra occasione che potevamo concludere meglio con Mascari. Abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo essere veramente pericolosi e potevamo cercare anche di raddoppiare. Il Catania ha provato con un calcio di punizione, è stato pericoloso e poi nulla di che. Diciamo che sapevamo la difficoltà della gara e eravamo consapevoli della forza del Catania, però io penso che nel calcio alcune volte, come nella vita, la mente è un fattore determinante, le motivazioni hanno fatto la differenza, eravamo feroci, agguerriti, volevamo a tutti i costi difendere questo terzo posto e quindi i ragazzi, ho detto la settimana prima, sono stati eroici a Vibo e domenica contro il Catania hanno fatto l'impresa che poi ha dato questa consapevolezza e questa certezza dei playoff e del terzo posto. Il secondo tempo, c'è da dire che abbiamo giocato per un quarto d'ora in 10 uomini per l'espulsione di Kosovan. Ci siamo anche un po' adattati alla gara, loro hanno cambiato sistema di gioco, dal 4-3-3 sono passati al 4-2-4, nelle fasce riuscivano sempre ad essere con la superiorità numerica, quindi noi dal 3-4-2-1 poi abbiamo dovuto cambiare qualcosa per cercare di
fronteggiare questa superiorità numerica loro nelle fasce. L'abbiamo sistemata, abbiamo sofferto un po' perché mi sono messo con 2 linee da 4 più un uomo staccato Ci può dietro. anche stare questa cosa. E quindi però dico, alla fine questo fa ancora più piacere, perché Più gruppo anche. abbiamo difeso denti stretto, un risultato difficile da ottenere, quindi ce lo godiamo. Bene, allora a questo punto sentiamoci le interviste anche post partita. Ho visto un Catania con una grande voglia e una grande rabbia al secondo tempo. Il primo tempo è stato inguardabile dal punto di vista mentale, l'approccio fisico, questo. Però diceva che nel calcio ci sta, vincere così tante partite, trovare motivazione e tutto. Oggi è la 34esima partita, abbiamo fatto davvero tanti punti di vantaggio, allora con un Trapani motivato, con voglia di fare questa vittoria, diciamo di noi non avevamo la giusta motivazione, anche se quando ci mettiamo la maglia del Catania non deve capitare, però penso che, non lo so, forse non ho mai visto così tante palle gol come il Catania nel secondo tempo. La panchina del Trapani a un certo punto stavano tutti quanti in campo, entravano, cioè, non mi piace che sono solo gli allenatori che stanno in piedi, tutta questa cosa, capito? Catania è vero, è una squadra importante, non c'entra niente in Serie D, non c'entra niente, però non è che uno batte il Catania e facciamo una vigoria sproporzionata, questo non mi piace proprio nella cultura dello sport, per questo. Loro erano importanti, ci tenevano, hanno fatto bene, faccio i complimenti al Trapani, i complimenti al pubblico, ci hanno fatto un applauso prima della partita, cioè è stata una bella accoglienza, però poi le panchine a un certo punto di troppo. Catania è Catania, Catania sta a 31 punti sopra la seconda, non so, mi sembra 40 punti sopra il Trapani, cioè Catania ha fatto un campionato stratosferico. Oggi noi non ci teniamo a perdere questa partita perché abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, abbiamo una società che non vuole che abbassiamo la guardia, abbiamo un pubblico che ci aspetta ogni settimana che vuole una vittoria, per questo diciamo da questa sconfitta che abbiamo fatto un primo tempo sottotono, abbiamo fatto un secondo tempo da Catania, ripartiamo più forte di prima per affrontare questa pusciuletta nella maniera giusta. Veramente emozionante, è stata una giornata per me indimenticabile per l'affetto che ho ricevuto e la partita non poteva che concludersi con una vittoria. Abbiamo avuto veramente contro una squadra che non ci ha regalato nulla, fino all'ultimo hanno cercato di pareggiare, io mi aspettavo un Catania molto più arrendevole, invece onestamente hanno fatto una grande partita e solamente perché i nostri ragazzi hanno dato il 200% in campo siamo riusciti a vincerla. Tra l'altro siamo stati anche vittime di un arbitraggio un po' di parte, ma succede quando incontri squadre più forti e quindi ci dobbiamo abituare a queste cose. Però sono molto soddisfatto, ho ringraziato tutti, i giocatori erano entusiasti, il mister piangeva addirittura, quindi è un grande inizio e dai grandi inizi si fanno poi grandi carriere, grandi risultati, grandi performance. Io penso che veramente l'entusiasmo che ho visto oggi è solo un inizio e quindi è tutto in discesa adesso. Fatemi fare i complimenti al mister perché mi piace sempre di più una persona in gamba e in questi sport solitamente chi li fa molto spesso sono molto venali. Ho conosciuto tantissimi sportivi venali che non danno tanta passione nelle cose che fanno. Invece lui è molto, mi scrive a qualsiasi ora del giorno, della notte, è molto presente, quindi non lo fa solo secondo me lo sta vivendo molto intensamente questo momento, per il suo futuro, perché chiaramente lui sarebbe contento di restare, ma credo anche perché adesso è veramente sotto l'occhio del ciclone da parte di tutti, lo controllano tutti, lo vedono tutti e quindi lui sa che è un'occasione per lui irrivedibile. Oggi era veramente teso, a fine partita mi ha abbracciato, piangeva, mi ha fatto impressione insomma, quindi lo ringrazio molto per quello che ha fatto. Siamo partiti male, eravamo mosci sulle gambe, loro hanno creato, credo forse un'occasione, il gol, a parte quello abbiamo concesso poco, nonostante il primo tempo. E per quanto riguarda i 45-50 minuti sono contento di aver giocato un po' di più, ho bisogno di mettere minuti nelle gambe sicuramente. E non c'è quell'intesa che ci potrebbe essere giocando di più, sicuramente con mano gli altri, però devo dire che giocando si acquista anche un po' di fiducia tra di noi. Non credo, perché nel senso gli episodi alla fine determinano la partita, perché diciamo grosse occasioni da parte del Trapani anche non è che ci sono state, tolto il gol, un tiro, un gol, e quindi anche lì
ti compromette, diciamo, la partita, perché comunque sì, a livello nervoso di sicuro aveva più peso, si giocava di più il Trapani che noi sicuramente, quindi a livello di nervosismo erano sicuramente un po' più accesi, però allo stesso tempo noi siamo il Catania e quindi determinate cose non devono succedere, però che ci serva da lezione, ecco. Aspettavo questa partita da più di un anno e alla fine la soddisfazione è arrivata. Sappiamo che abbiamo passato sempre periodi difficili quest'anno, però abbiamo avuto sempre i tifosi, la curva insieme con noi a sostenerci tutte le partite nonostante tutte le problematiche. Quindi ringrazio tutti i tifosi, la curva e niente, è emozionato. Un Trapani dunque che domenica prossima affronterà in casa l'FC Lamezia Terme, un big match importantissimo perché potrebbe far sì che la squadra siciliana possa accedere a questa finale playoff, dove il ripescaggio sulla carta non è certo, dico bene, però vincerlo sicuramente potrebbe agevolarla, questa possibile partecipazione il prossimo anno in Serie C. Queste sono naturalmente poi discussioni che la società affronterà, se c'è la possibilità di affrontarlo o meno, per un eventuale ripescaggio. Noi intanto parliamo di risultato di campo che è prestigioso a prescindere da quello che poi può dare dopo averlo acquisito eventualmente. Andare a fare i playoff in Serie D è un prestigio assoluto, andare a fare addirittura un'eventuale finale sarebbe il non plus ultra, però bisogna ancora giocare una partita difficile, come ho detto prima, contro una squadra forte, una squadra che è attrezzata, una squadra che è stata costruita per fare un campionato importante e quindi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente al campo, a prescindere da quello che poi può dare un verdetto finale. C'è un prestigio, c'è una maglia da onorare, da difendere, ci sarà un pubblico, penso, delle grandi occasioni, come è stato per il Catania, forse ancora con qualche numero in più, e quindi noi dobbiamo solo pensare al campo e cercare di fare il massimo. Avrai qualche assenza nella partita di domenica oppure tutta la rosa al completo? No, avrò 2 assenze importanti, mancherà Gonzales perché è stato ammonito ed era in diffida, più Coso vanno espulso per doppia ammonizione, quindi due giocatori importanti per questa squadra, però io faccio fede e forza sulla forza del gruppo e quindi lavoreremo su questo. Bene, sono contento. Voglio parlare adesso della partita tra Città di Aciriale e Città di Sant'Agata. Un Sant'Agata che è andato in caduta libera nelle ultime settimane, perdendo, come bene hai detto tu, questa possibilità di giocarsi i playoff. A cosa è dovuto secondo te questo momento no nella parte finale della stagione? Motivazione? No, non lo so, no, motivazione non penso, perché è una squadra che sta nell'alta classifica, le motivazioni non possono mancargli. Purtroppo in Serie D il girone di ritorno è tutto un altro campionato, la media punti del Sant'Agata visibilmente si è dimezzata confronto a quella dell'andata, ha fatto molto meno punti, molto meno vittorie, aveva fatto un grandissimo girone d'andata, tant'è vero che è riuscita... Giocando anche belle partite. No, una squadra che esprime un buon calcio, ma questo l'ha sempre fatto. Poi ultimamente è stato anche un po' con qualche episodio sfavorevole, ho visto molti highlights e vedevo che c'erano partite che creavano 5, 6, 7 palle gol, ma non hanno avuto non un pizzico di fortuna, ma troppa sfortuna. Qualche punto quindi perso e poi per quindi strada. quando la palla non entra, purtroppo è così, però poi magari quando si entra in un tunnel è difficile uscirne, quando le cose vanno male non è facile poi riaddrizzarle. Purtroppo oggi si dice questo, la classifica dice che Sant'Agata è fuori, devo vedere immeritatamente perché è una squadra che ha fatto un buon campionato, però quando poi non riesci a fare più punti gli altri corrono dietro di te, succede questo. Succede. Sentiamoci le interviste post partita. La svolta è stata probabilmente quelle 2 sconfitte che abbiamo fatto tra Vibonese e Catania, dove avevamo visto che la squadra aveva preso padronanza del campo e sicuramente la svolta è stata a Marigliano perché loro si giocavano la partita dell'ultima spiaggia, per noi era fondamentale per poter fare un filotto e sicuramente è stato quello. Questi sono i miei uomini, non è il mio staff. Senza di loro io ero una mollica in mezzo a tanto pane. Sono stati grandi, hanno collaborato dall'inizio con me,
da veri uomini e professionisti, e il giusto merito e tributo va dato soprattutto a loro, oltre che a noi. Questa è l'intesa di un gruppo, di un contesto che ha cominciato a lavorare per la prima volta insieme quest'anno e non era facile trovare dei uomini come loro a disposizione del mio operato e gli sono veramente grato. Ma io credo che la svolta l'abbiamo avuto dopo Vibo, quando i tifosi ci hanno veramente dimostrato quanto ci tenevano, ma non c'era bisogno, lo sapevamo, e ci hanno consolato in un momento di difficoltà generale dove il tifoso non guarda mai l'oggettività delle cose, ma guarda il risultato. In quel momento loro ci hanno dato veramente la forza per continuare a crederci fino in fondo e questa salvezza la dedichiamo soprattutto a loro. No, è veramente qualcosa di indescrivibile, il pubblico è veramente caloroso, ci ha trascinato fino alla fine, oggi è stato veramente uno spettacolo e siamo felici di poter festeggiare con loro. Con il passare del tempo ci siamo uniti, ci siamo compattati e questa è stata la vittoria del gruppo, la vittoria dei tifosi. Abbiamo fatto gruppo con i tifosi e si è visto oggi, è veramente stata una stagione di sofferenza ma alla fine è bella. È un giorno fantastico, un giorno che tutta questa gente, compreso noi, meritiamo questo traguardo che per noi è il massimo, come avessimo vinto un campionato. Sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni, sappiamo le difficoltà che la società ha incontrato, che la tifoseria purtroppo non ci è potuta stare vicino in tutte le partite, avendo giocato fuori casa la maggior parte delle volte. Quindi questo è un mattoncino importante che oggi tutta la città, la società e la squadra ha messo anche guardando il futuro. Siamo tutti contenti, ci godiamo questo magnifico giorno di spensieratezza perché l'anno scorso mi ricordo che non abbiamo finito bene e quindi è giusto che oggi festeggiamo questa salvezza meritata, sudata, contro tutto e tutti. Parliamo di queste FC Lamezia Terme, parte finale della stagione certamente importante perché hanno recuperato punti su punti, sono entrati giustamente di diritto anche nel gruppo dei playoff e la partita con il pronostico tutto dalla sua, poi si è scontrato quasi mollando il Catania, ha fatto proprio la differenza. Sì, ma fare la corsa sul Catania penso che sia stato l'errore di tutti, fra virgolette, quelli che lo hanno pensato. Il Catania penso doveva fare un campionato a parte e così è stato. Magari si cercava il ruolo di antagonista, di vice Catania in questo campionato. Il Lamezia l'ha fatto per lunghi tratti. Il Lamezia della gestione Novelli era per lungo tempo è stato secondo in classifica. Poi dopo il suo esonero è stato un via via di risultati negativi. Può essere stata anche una scelta da parte della società rendersi conto che continuare ad inseguire il Catania probabilmente non era neanche positivo. No, diciamo però che era questo l'obiettivo loro, perché evidentemente quando Via Novelli, secondo in classifica, cercavano, non erano quasi forse contenti dell'operato svolto. Fino al big match proprio contro il Catania ancora erano lì, effettivamente. Diciamo che poi con l'avvento del nuovo allenatore è stato un periodo difficile, tante sconfitte, di cui anche quella in casa con la Mariglianese quasi già retrocessa. Però erano in Coppa, in semifinale, erano concentrati sulla Coppa e hanno avuto tanti infortuni. Diciamo che è stato un periodo non massimale a livello di stato generale della squadra, che non era stato ottimale. Poi invece pian piano alla fine si sono ripresi e quindi dopo la sconfitta con la Vibonese in casa c'è stato veramente un girare pagina e il Lamezia si è ripreso questa posizione in classifica, oggi quarta, che gli ha permesso di fare gli permetterà di fare playoff. Devo dire che anche meritatamente una squadra così importante è giusto che faccia almeno i playoff. Certo, no, ma l'hanno anche meritato perché, ripeto, hanno avuto un periodo molto negativo, però quando poi dai periodi negativi si riesce a uscire, il Sant'Agata non è riuscito a farlo, il Lamezia sì, ha dato una sterzata importante, ha finito in crescendo e penso che il Lamezia che noi affronteremo domenica al provinciale è il miglior Lamezia della stagione, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché viene da una serie di risultati utili, di vittorie consecutive importanti, di cui
l'ultima 2 settimane fa, una delle più importanti nello scontro diretto con il Sant'Agata, Sì. che l'ha portato poi ai playoff. Condivido assolutamente questa tua visione per quanto riguarda il quadro dei playoff. Voltiamo pagina perché adesso parliamo dell'Ocri invece, che è la seconda in classifica e quindi parte in una posizione importante dei playoff. Perde una partita contro il Real Aversa 1925, forse i troppi punti di distacco anche dalla terza, dalla quarta hanno permesso un po' di rilassamento, non so se sei d'accordo. Sì, ma l'Ocri l'ha dimostrato palesemente nel girone di ritorno, dopo aver diciamo ipotecato il secondo posto, di aver un po' abbassato la guardia. Questo sicuramente non gli ha regalato alcun danno a livello di posizione di classifica, perché ripeto il secondo posto era ben assicurato, però sai, non è che siamo dei robot, delle macchine, quando poi stacchi la spina di attaccare non è facile, quindi io penso che non arriva nei playoff in un momento di forma, di performance soprattutto mentale importante, però buon per loro se riescono di nuovo in un attimo a riaccendere la scintilla, anche perché troveranno un Licata che sicuramente ha agguerrito, un Licata che è sul pezzo, un Licata che è affamato di risultati, e quindi andrà all'Ocri per cercare Sarà però una bella partita quella contro il Licata. Sicuramente sarà una bella partita, però ripeto, vedi quando poi uno mette sul lago della bilancia, fa i confronti, il Licata in crescendo, il Locri in caduta libera. Poi se tutte le cose vanno per come devono andare, penso che il Licata ha buone possibilità di passare il turno. Se così non fosse, ci sarà anche il fattore campo, ci sono gli episodi che poi sicuramente fanno la differenza, però quello che si è visto ultimamente non lo possiamo nascondere, è sotto gli occhi di tutti. È sotto gli occhi di tutti. Parlano i numeri. Vittoria importante per quanto riguarda il Real Aversa 1925 proprio contro il Locri 1909. Sentiamo le interviste post partita. Innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi per la grande gara che hanno fatto. Faceva oggi molto caldo e i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo contro una grande squadra che è il Locri, e ci prendiamo questa prestazione cercando di combattere tutte le forze, di mettere tutte le forze insieme e di arrivare a giocarci questa finale play-out che dobbiamo fare nostri, insomma. Ce ne stanno grandi, perché questa squadra non merita neanche di fare i play-out, però una serie di circostanze che non siamo qui ad elencare. Ora abbiamo questi ultimi 90 minuti che diranno veramente chi siamo. Prendiamo di buono questo risultato, ricompettiamo le forze, la società non ci fa mancare nulla, ci è vicino a 360 gradi e li ringrazio pubblicamente per tutto quello che stanno facendo. Parlo di ogni singolo componente, del dottor Naziaro Matacchione, del principe Emanuele Filiberto di Savoia, del dottor Marcello Pica, di Arcangelo Sessa. Sono persone, figure istituzionali che ci sono state vicino, non ci fanno mancare niente, e questo lo si vede, perché la squadra ha raggiunto una serenità a 360 gradi. Poi il lavoro che facciamo io con tutto il mio staff di dirigenti pure è importante, ma soprattutto il grande lavoro è quello che fa l'allenatore Rosario Campane, che questa squadra oggi offre un calcio spumeggiante. Abbiamo visto una partita, un Locri ben messo in campo, e mi voglio complimentare ancora di più per tutti i ragazzi del Real Aversa. In primis voglio fare i complimenti ai ragazzi che per quello che mi stanno dando sia negli allenamenti e nelle gare. Da quando sono venuto ho avuto un'applicazione di questi ragazzi che veramente meritano tanto. Abbiamo fatto una buona rimonta in 12 partite, abbiamo fatto 16 punti, quindi credo che sia una marcia di una classifica a ridosso delle prime, però purtroppo ci troviamo a giocare dei play-out che probabilmente senza il punto di, anzi no, sicuramente senza il punto di penalizzazione le avremmo fatte in casa, però adesso casa o fuori casa
conta poco. Io credo oggi praticamente chi è stato in campo può solo capire il caldo che faceva, un caldo tropicale, ma i ragazzi hanno interpretato benissimo la partita contro una squadra poi importante, con dei calciatori importanti. Non dimentichiamo che il Locri è arrivato secondo in classifica e farà i playoff in casa, quindi questa è un'ulteriore prova dei ragazzi che quando se la giocano possono battere chiunque. È stata una bella partita dove ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte. Noi probabilmente avevamo una cattiveria maggiore perché a noi i punti servivano come il pane per sperare di poter fare i play-out in casa. Non è andata così, però ci resta la prestazione e la consapevolezza di aver fatto in questo periodo un buon cammino. Spero di recuperare tutti i calciatori per diciamo, questa finalissima, ma in ogni caso sono convinto che chiunque scenderà in campo darà l'anima. La sorpresa di questo girone I del campionato di Serie D io credo che sia la San Cataldese. Sei d'accordo? Sì. A parte il Locri, perché da neopromossa certamente un campionato così da vertice magari non se l'aspettava nessuno. Sì, la San Cataldese ha fatto un ottimo campionato, è guidata da un tecnico esperto per la categoria che è riuscito a trasmettere dei principi di gioco importanti a una squadra che fa anche un buon calcio e soprattutto sotto l'aspetto mentale è una squadra che ha dimostrato fame, cattiveria agonistica e voglia di vincere. Sicuramente è una grande sorpresa in positivo e quindi bisogna dare merito a giocatori che sono riconfermati come Bonanno, l'anno scorso capocannoniere, quest'anno si è riconfermato un attaccante di grandi qualità. Un bomber di razza. Sì, hai detto la parola giusta, un bomber di razza, con la qualità di giocatori come Maltese, come Baglione, gente veramente che in questa categoria ha dimostrato che può dare un contributo importante e quindi merito e atto alla San Cataldese per il lavoro che hanno fatto. Una vittoria nei confronti di un Paternò che sarà costretto a fare i play-out. Sì, il Paternò purtroppo dopo una grande risalita... È già questo un grande successo di Campanella, no? Sì, certo, no, il mister ha fatto sicuramente un grande lavoro perché ha preso una squadra dove tutti la davano già per retrocessa, attraverso il lavoro è riuscito a, tra virgolette, risuscitarla perché l'ha portato nelle zone anche alcune, è stato un periodo addirittura una partita o due anche fuori dai play-out. Sì, sì. Poi purtroppo le flessioni ci stanno e poi quando capitano nel periodo magari sbagliato poi si pagano. Il Paternò nelle ultime due partite fra Cireale e San Cataldese purtroppo ha messo in ombra, almeno per ora, tutto soprattutto quello... contro la Cireale, no? È stata una sconfitta che forse ha determinato... Tutto quello che di buono ha fatto e adesso si trova impelagata in questa zona play-out, fra l'altro di andare a affrontare un play-out fuori casa a Ragusa con un risultato solo, però io penso che alla fine abbia le carte regola anche per fare bene, anche se dall'altro canto troverà un Ragusa che con il rientro di Raciti dovrà in tutti i modi cercare di salvare la categoria, quindi un derby siciliano non ci voleva, soprattutto in Serie D, perdere una siciliana, no? Peccato, sì, peccato. Purtroppo se ne perderà una sicuramente, questo è ormai un dato di fatto. Abbiamo dunque chiuso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, sostanzialmente un consuntivo finale per Alfio Torrisi di questa stagione a Trapani. Anche se ancora non è nulla insomma finito. Vabbè, parliamo di regular season. Bravo. È una stagione complicata, una stagione che non si può nascondere quello che ha detto, un esonero da imbattuto in una situazione un po' difficile e complicata. Nella nostra trasmissione l'abbiamo detto, non siamo mai riusciti a capire perché Alfio Torrisi veniva licenziato da Trapani, addirittura da imbattuto. Certo, qualche partita pareggiata, d'accordo, ma si era soltanto alla quinta, sesta giornata se non sbaglio. No, la quinta per esattezza, però in un periodo particolare, in un periodo dove venivamo da 4 partite giocate in 8 giorni, causa dell'alluvione che c'è stata a Trapani dopo la prima giornata. Mi ricordo. E queste 4 partite in 8 giorni, fra l'altro 3 trasferte in ordine Sant'Agata, Locri e Canicattì e una partita in casa con la Cittanova. Abbiamo vinto a Sant'Agata, mi ricordo, abbiamo pareggiato con
il Cittanova in casa una partita dovevamo stravincere, senza se e senza ma, purtroppo traverse, pali, salvataggi sulla linea, non siamo riusciti a vincerla. Poi abbiamo preso un punto all'Ocri 0-0, dove abbiamo usato anche un calcio di rigore all'epoca con Mugulu, e lì io già ho visto atteggiamenti da parte di qualcuno della società dove quel pareggio all'Ocri non era stato digerito, veniva preso come una sconfitta, come un punto, come 2 punti persi. Non sapendo che poi l'Ocri sarebbe diventata la squadra rivelazione, tra l'altro. Infatti, e poi abbiamo ricevuto a Canicattì. Purtroppo c'è la partita fra l'altro di mercoledì con il Lamezia, ricordo benissimo, anche in una maniera molto strana e rocambolesca vengo esonerato di domenica sera, quando di solito magari nella storia del calcio poche volte, se non in casi disastrosi, viene esonerato l'allenatore di domenica con la partita di mercoledì. Però sono scelte che chi ha preso sicuramente ne avrà tratto dalle giuste motivazioni, avrà fatto questa scelta. Io con dignità me ne sono andato a casa in silenzio, e poi questo comunque mi ha fatto crescere tanto. Poi a gennaio... Poi c'è stata la parentesi tua importantissima con il supercorso di Coverciano, no? Sì, che ti ha dato la possibilità di un patentino da professionista, e secondo me anche quell'esperienza ti è servita poi per rientrare forse con una nuova mentalità proprio a Trapani? Che guarda caso iniziava l'indomani della partita col Canicattì, paradossalmente. Vabbè, andiamo avanti anche in questo, no? Diciamo che tutto alla fine... bisogna prendere spunti in tutto. Tutto torna. Sicuramente è stato un percorso importante, che quello di Coverciano, un percorso che mi ha dato tanto sia sotto l'aspetto professionale ma anche umano. Ho avuto la possibilità di confrontarmi giornalmente con gente che fa calcio vero, gente che ha fatto nazionale, gente che allena in Serie A, che fa collaboratore in Serie A, vice in Serie A, gente che allena settori giovanili Primavera 2, Primavera 3 di società importanti, e quindi questa è stata la cosa più bella di questo corso, più di apprendere le nozioni da gente, da istruttori qualificati come quelli che abbiamo avuto. Sono rientrato a Trapani poi e abbiamo dato una sterzata a una situazione molto particolare, molto difficile. Tra l'altro sono arrivato in un clima di piena contestazione con la società, ci sono trovato in una situazione molto difficile da gestire. Ricordo ci siamo allenati. Però hai fatto quadrato poi alla fine, tu, ci siamo la allenati la prima settimana a porte chiuse con la Digos allo stadio. Era un ambiente difficile. Ostile, diciamolo pure, tanto ostile, però ci siamo messi a lavorare in silenzio, abbiamo cercato di invertire la rotta sia sotto il profilo sportivo e sia anche su quello gestionale, che non era facile, alla fine i risultati ci hanno dato ragione. Io penso che da questa esperienza comunque vada, a prescindere dal risultato finale dei playoff, è un'esperienza che a me mi ha dato tanto sia come uomo e sia a livello professionale. Mi sento più forte, mi sento con più argomenti, e quindi questo alla fine è importante, perché nella vita, e soprattutto come nello sport ma in tutto, dagli eventi negativi bisogna essere bravi a cercare spunti per migliorarci sempre. Giusto, Alfio? E penso che a Trapani di questi ne ho potuti veramente prendere tanti. Ma che cosa succederà dopo i playoff? Succederà che ti siedi e parli con il tuo nuovo presidente? Questa è una domanda che vorrebbero farti in tanti. No, con il mio nuovo presidente ci parlo giornalmente, giustamente, abbiamo un grande rapporto, e si è anche onestamente parlato di un eventuale futuro insieme. Ho capito. Però a prescindere da questo io ho un obiettivo di finire bene, di finire la stagione con la consapevolezza di aver fatto il massimo per portare il Trapani nelle posizioni che merita di classifica, e per cercare sin qui ci sei riuscito, adesso voglio provare a dare l'ultima gioia a questa gente, e poi chi non sono io quello che deciderà. Se per me fosse avrei già deciso, e quindi bisogna dare il tempo alla società nuova di avere un assetto, di sedersi, di riflettere sulle nuove strategie di mercato e sulle strategie da attuare per la prossima stagione, fermo restando che io farò il massimo assieme allo staff per cercare di mettere in difficoltà le scelte del presidente. Giusto, giusto. Un allenatore deve mettere sempre in difficoltà il proprio presidente, in positivo però. Noi abbiamo un'arma che alcune volte ci gioca a favore, ma alcune volte contro, è il campo e i risultati. È vero, quando il campo parla, come si quando suol ce dire. l'abbiamo a favore dobbiamo cercare di mettere in difficoltà. Chiaro. Quando non ce l'abbiamo a sfavore sei viene costretto a cambiare vedute. Ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria e poi subito parleremo delle 2 finali playoff del campionato di eccellenza. Rimanete con noi.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati dopo la pubblicità, la seconda mezz'ora della nostra trasmissione, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ospite l'allenatore del Trapani, Alfio Torrisi. Allora Alfio, il campionato di eccellenza si è concluso, Siracusa ed Enna accedono ai playoff nazionali, forse adesso bisogna veramente non sbagliare nulla. Sì, adesso è un altro campionato, i playoff nazionali sono difficili, complicati, però penso che sia il Siracusa che l'Enna, che a mio modesto parere, per quanto dimostrato durante la stagione regolare, meritano entrambe il salto di categoria, hanno le carte regola comunque per potersi giocare alla pari con tutti, hanno due condottieri che hanno carattere, che hanno esperienza e soprattutto competenza, due squadre con giocatori che questa categoria l'hanno vinta più volte, quindi a mio modo di vedere hanno proprio tutte le carte regola per cercare di centrare l'obiettivo, che è difficile però non impossibile. Tra l'altro un'eventuale finale anche tutta siciliana, anche questa è una cosa che un po' ci spiazza, no? Si rischia di vedere l'Enna giocarsi la finale contro il Siracusa. È un'opzione, è una situazione che si può verificare, purtroppo è così, quindi da un lato uno si augura che entrambe vanno in finale perché così una delle due va sicuramente in Serie D, da un lato, ripeto, secondo me entrambe meritano la Serie D per quello che hanno fatto, per quello che hanno dimostrato a lungo e largo in questo campionato. Vediamoci il servizio sulla vittoria dell'Enna nei confronti del Pro Favara, 3-0 il risultato finale. Bentrovati allo stadio Generale Gaeta di Enna, si gioca la finale playoff del girone A siciliano, chi vince passa alla fase nazionale, si gioca tra Enna e Pro Favara rispettivamente seconda e terza forza del girone vinto dall'Agragas, c'è il tutto esaurito al Generale Gaeta, bel colpo d'occhio quello delle tribune non solo per i locali ma anche per gli ospiti, arbitra la partita il signor Polizzotto, sezione di Palermo, gli assistenti sono Corona di Marsala e Di Marco, anche lui di Palermo. Si parte allora col film del primo tempo, prima chance dopo 2 minuti, il tentativo di Cocimano di mettere il pallone sul secondo palo, trova Caronia che in qualche modo va in acrobazia, manca però lo specchio della porta. Al settimo Miano in proiezione offensiva, qui butta giù Bonanno, tutto regolare, Miano sterza verso il mancino, cerca la conclusione di Carlo col piedone a dire no, 16esimo, Eire alza in calcio d'angolo la punizione di Cocimano, 24esimo, Lenna con Prestia rientra verso il centro, mette
questo lancio per Caronia sembrava tutto buono, non però per la terna arbitrale che va ad annullare il possibile 1-0 dell'Enna tra le proteste. Al 26esimo la reazione del Pro Favara che sfiora il vantaggio con l'ex Nissa Mattia Reducci, diagonale con il destro che manca di un niente il palo. Di lì a poco invece finisce il primo tempo al Generale Gaeta, ancora 0-0 in questa finale playoff del girone A di eccellenza siciliana tra Enna e Pro Favara. Passiamo col film della ripresa, 55esimo, Rallo sventaglia sull'altro versante dove c'è Prestia, accomoda giù Prestia alla grande, all'indietro Cocimano per il gol dell'1-0, l'Enna sblocca il risultato, il numero 10 festeggia alla sua maniera, festeggia l'arrivo della secondogenita in casa Cocimano. 1-0 per i gialloverdi, minuto 67, Prestia ruba il pallone, si lancia verso la porta, ci sarebbe da servire il compagno, Prestia stavolta fa tutto da solo, per poco non trova il gol del 2-0. Enna che sembra trasformatasi dopo l'intervallo al 70esimo, un calcio di punizione viene allontanato così dalla difesa del Pro Favara. Sessa a dare no all'infallazione, la scucchiaiata di Prestia, ancora per Sessa il tentativo sul palo, Cocimano stoppa, conclude, fa 2-0, ancora una doppietta in una stagione meravigliosa per il solito Salvo Cocimano che mette in discesa questa finale, poco dopo però si arrende al suo posto Alfieri. Siamo al 71esimo, minuto 75, l'Enna è sempre più pericoloso e adesso vuole anche il tris, il rinvio da parte di Di Carlo in zona Agudiac, la spizzata del toro argentino, il destro di prima intenzione di Angelo Caronia, per poco non ci scappa un Eurogol, minuto 76, fuori lo stesso Caronia, tocca Biccio Arcidiacono, minuto 81, esce Ivan Agudiac, dentro Davide Carioto, minuto 86, rinvio lungo, la sponda di Gambino, il Pro Favara ci prova, De Luca di testa per Graziano, stoppa in aria, ancora Graziano, parata clamorosa quella di Di Carlo che mantiene la prima porta inviolata, entra Federico al posto di Strano. Siamo al 91esimo, Arcidiacono dalla destra cerca spazio, mette il pallone in mezzo, allontanato ancora Sessa, illuminante per Arcidiacono, in mezzo c'è Carioto tutto solo, il tris di Davide Carioto, gioco ormai terminato al Generale Gaeta, l'Enna vince 3-0, di lì a poco ci sarà soltanto un cambio, Campagna per Sessa e poi inizia la festa al Generale Gaeta. La formazione di mister Pippo Strano si impone 3-0 contro il Pro Favara, una vittoria che vale per la formazione giallo-verde il raggiungimento della fase nazionale. Adesso andiamo avanti, abbiamo raggiunto un traguardo pazzesco, i playoff nazionali, che fino a qualche anno fa era impensabile. Questi ragazzi ci stanno dando delle soddisfazioni incredibili e ce la giochiamo fino alla fine, lo abbiamo detto, siamo arrivati a un passo da vincere il campionato direttamente, adesso dobbiamo fare questa appendice che sarà dura e difficile, però ce la metteremo tutta. Io vorrei guardare anche all'aspetto relativo ai sostenitori e alla cittadinanza nostra, ennese e anche quella favarese, perché oggi è stata veramente una grande festa dello sport e quando riescono queste giornate in cui lo sport si esalta bisogna essere sicuramente molto soddisfatti. E si è visto un bel gioco da entrambe le parti e questo a dimostrazione del fatto che in effetti è stato un campionato molto competitivo e la partita di oggi lo ha dimostrato. Un grazie ai nostri sostenitori, abbiamo visto gli spalti veramente gremiti di ennesi, di cittadini ennesi che hanno voluto spingere questa fortissima squadra. Abbiamo battuto un degno avversario, abbiamo lottato a denti stretti tutte e due le squadre e poi noi abbiamo fatto dei gol importanti che modestamente si vedono in altre categorie. È stata una giornata di sport, è andata bene per noi, però auguro le migliori fortune alla città di Favara. La città di Enna per l'equilibrio, per l'educazione meriterebbe o merita questo ed altro. Sì, intanto faccio i complimenti all'Enna per il passaggio col turno. Per quanto riguarda noi credo che
abbiamo disputato un ottimo primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione, non l'abbiamo sfruttata e abbiamo concesso qualcosina, però credo che il primo tempo sia stato abbastanza equilibrato. Poi si è rotto un po' l'equilibrio appena abbiamo subito il gol e di lì è andato un po' tutto a salire perché ho dovuto fare un po' di cambi, mettere degli attaccanti per cercare di recuperare la partita, ci siamo un po' più sbilanciati e abbiamo concesso qualcosa a una squadra che quando riparte fa male, però devo dire che non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi perché veramente hanno dato tutto dal primo fino all'ultimo, anzi li ringrazio per quello che hanno fatto in queste finali, semifinale e finale playoff e per tutto il campionato, perché credo che abbiamo fatto qualcosa di importante. Mi dispiace per la società, per il pubblico che oggi era in massa, volevamo regalare qualcosa, non ci siamo riusciti, però credo che usciamo a testa alta da questa competizione. Sì, adesso dobbiamo aspettare 2 settimane prima di affrontare la semifinale nazionale, ci prepariamo, ci riprendiamo sotto tutti i punti di vista e ci prepareremo a queste finalissime. Ho fatto un altro gol quest'anno che è uno dei più importanti della mia vita, che io e mia moglie aspettiamo un altro bambino. Vince 4-0 invece il Siracusa nei confronti del Città di Taormina. Un Città di Taormina che probabilmente è crollato anche dal punto di vista mentale dopo la grande battaglia in semifinale contro la Leonzio. Giocarsi una finale a distanza di soli 7 giorni, poi anche dal punto di vista mentale la paghi? In effetti è così, il Taormina comunque ha fatto un ottimo percorso perché fino alla partita, se non sbaglio, col Modica in casa, o una partita del genere, la terz'ultima giornata comunque era in corsa anche per vincere il campionato, sì, perché se la stava giocando assieme al Novigea e allo stesso Siracusa. Novigea. Quindi secondo me è merito a loro anche per quello che hanno fatto. Il Siracusa è una squadra, ripeto, che è attrezzata per fare ciò, è una squadra che anche a livello numerico ha abbondanza e quindi è importante per loro poter avere tutti gli uomini a disposizione del mister Cacciola per cercare di dare l'obiettivo. Sentiamoci le interviste post partita dopo la vittoria appunto per la squadra di Gaspare Cacciola 4-0 contro il Città di Taormina. È stata una grande partita, il risultato parla chiaro, noi ci tenevamo, i ragazzi sapevano l'importanza della gara, ho dimostrato di avere grande senso di appartenenza per questa maglia, sapevamo la difficoltà che incontravamo, un Taormina che aveva chiuso il campionato al 3° posto, ma che fino alle ultime partite di campionato se l'è giocata con noi e con l'Icea Virtus, perché sicuramente abbiamo incontrato la terza migliore forza del campionato. È chiaro che durante la partita ci sono stati dei momenti dove magari loro avevano solo un risultato, che era quello di vincere, e perciò hanno creato qualcosina, ma noi siamo stati bravi a rimanere compatti e a dimostrare grandissima personalità, grande carattere, e perciò io penso che questo gruppo, perché io parlo sempre di gruppo, meriti di andare a farsi le fasi nazionali. La partita si è giocata secondo me molto sulle seconde palle, probabilmente il primo caldo
non eravamo brillantissimi e si è giocato più palla alta, più seconde palle. Questo è quello che gli ho fatto notare ai ragazzi del primo e secondo tempo. Gli ho detto di avere più coraggio a far saltare soprattutto in mezzo al campo, giocare per quello che poi sono le nostre caratteristiche. Per quanto riguarda i singoli, sai, mi piace elogiare tutti. Oggi devo fare i complimenti veramente a chi è entrato, soprattutto anche dalla panchina, sulle condizioni di Benny. Chiaramente lui quest'anno ha avuto dei momenti dove per infortunio si è dovuto fermare, però quello che è il suo atteggiamento, il suo fatto di essere leader, quello ci aiuta tantissimo. Arquen, la partita che gli ho chiesto, di grande sacrificio, di farmi salire la squadra, di venire a lottare dentro la nostra area di rigore, perché loro avevano queste rimesse laterali lunghe, perciò che ben venga, complimenti a tutti e continuiamo ad andare avanti così. Sì, un primo tempo è stato combattuto da entrambe le squadre, perché magari noi avevamo un po' di pressione a non prendere gol e loro magari hanno spinto un po' di più sapendo che avevano solamente la vittoria. Il secondo tempo siamo scesi in campo, penso, meglio del secondo tempo. Sapevamo che avevamo più benzina di loro, abbiamo spinto, è entrato Luca, è entrato benissimo, ha fatto gol. È meglio per noi che è stato così. Adesso ci prepariamo alla prossima partita. Per me il gol a me poco importa, come sapete voi. Se segno sono contentissimo, se non viene l'importante è che la squadra vince. Io mi auguro davvero che almeno i presenti, perché poi la gente che da casa legge il risultato può pensare appunto che sia stata una partita a senso unico, visto il risultato rotondo, no, del Siracusa. Però mi auguro davvero che ci sia un po' di obiettività per chi è stato testimone di questa partita, perché io devo fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una prestazione, come dici tu, per 60 minuti fino al gol del Siracusa, una grandissima partita. Siracusa a dettare i tempi di questa partita, a creare occasioni da gol subito nei primi minuti e poi nel secondo tempo, se Max mette dentro la palla dell'1-0, oggi stiamo parlando sicuramente di un risultato forse probabilmente a favore nostro, ma sicuramente di un risultato diverso e non di questo. Quindi è un risultato fin troppo bugiardo, brucia per questo. Il calcio a volte è veramente stronzo, lasciami passare il termine, ma sono un po' arrabbiato e deluso perché non meritavamo di uscire in questa maniera. È stata una partita bellissima giocata dai miei, è stata una partita dove abbiamo avuto tante palle e poi io non posso non dire che sullo 0-0 viene negato anche un calcio di rigore troppo evidente su Lucarelli, troppo evidente su Lucarelli. È una finale, non è una partita dove non ci stiamo giocando nulla. E se fossimo passati in vantaggio oggi staremmo parlando di qualcos'altro, credo.
Insomma, saranno due partite di finale playoff nazionali certamente difficili, ma alla portata di queste due siciliane che potrebbero incontrarsi in un'eventuale finale definitiva per accedere al campionato di Serie D. Tra l'altro sono due società capoluoghi di provincia che meritano ampiamente, direi, la Serie D. Che dici, Alfio? Sicuramente, l'ho detto un attimo fa, per blasone, per capienza, per gente al seguito. Sono due città importanti, sia Siracusa che Enne, quindi entrambe meriterebbero. Tra l'altro quest'anno hanno investito tantissimo, anche dal punto di vista economico. Sì, diciamo che il Siracusa ha pagato un inizio sbagliato di stagione con tanta confusione. La media del mister Cacciola da quando è arrivato è una media che sicuramente stratosferica. Ha fatto un grande lavoro, ha recuperato tantissimi punti che magari oggi è facile fargli i complimenti, però bisogna essere anche onesti. C'era tanto scetticismo all'inizio perché recuperare tutti quei punti all'Igea sembrava quasi impossibile. Non era facile, adesso siamo tutti bravi a dire ha fatto, però c'è da dire che non era per niente scontato. Un grande in bocca al lupo dunque ad Alfio Torrisi per questo importante incontro di domenica prossima contro l'FC Lamezia Terme. Ti aspettiamo prestissimo, molto presto. Di nuovo qui a Penalty. Viva il lupo e che dire, Ettore, è sempre un piacere venire a scambiare due chiacchiere con te, uomo saggio e competente, e quindi grazie per l'invito e sarò ben lieto di ritornare alla prossima occasione. Grazie dunque a mister Alfio Torrisi, noi concludiamo qui la puntata odierna di Penalty, vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi. Thank you.